Un intervento sanitario nel primo pomeriggio di oggi a Chions, negli spazi di un'attività produttiva. Una persona ha riportato una lesione a un arto a seguito di un infortunio sul lavoro, dinamica al momento sconosciuta. Inviata un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento che ha preso in carica la persona ferita e l'ha trasportata in codice verde all'ospedale di Pordenone. Attivate le forze dell'ordine per quanto di competenza. Riportare all'attenzione il tema della formazione per la sicurezza sul posto di lavoro a fronte dei 1041 morti sul lavoro in Italia nel 2023, di cui 22 in Friuli Venezia Giulia, e ricordare il giovane Lorenzo Parelli, lo studente diciottenne dell'Istituto Bearzi di Udine, morto il 22 gennaio 2022, all'ultimo giorno del suo tirocinio in un'azienda friulana. Sono le motivazioni che hanno spinto l'ANMIL di Udine a realizzare un cippo in pietra piasentina che commemora Lorenzo, con incisa una frase pronunciata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il segno di Lorenzo è destinato a rimanere nella vita di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha amato, di chi lo ha apprezzato la sua passione. Il cippo è stato scoperto oggi al Parco Moretti di Udine, la presenza tra gli altri dei genitori di Lorenzo, Maria Elena Dentesano e Dino Parelli, e la sorella Valentina. Si chiama Welcome on Board e permette un confronto alla pari tra imprese e studenti per avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro. È l'ultimo progetto proposto dall'Innovation Platform del Cluster Arredo dell'Istituto Bruno Carniello di Brugnera, dove tramite la MAV, con il coordinamento di Ingrid Polo e Cristian Molinari, sono tenuti dei giochi strutturali con l'obiettivo di redigere una carta dell'innovazione. Alf Dafre, Lanta, Santa Lucia Mobili, Friuli Intagli Industries sono state intervistate dalle 4 classi quinte dell'ISIS di Brugnera su 3 macro temi: persone, innovazione e processi. Domande azzeccate e curiose, quelle poste dagli studenti e gli imprenditori, le cui risposte, assieme ai pareri dei giovani intervenuti, confluiranno in un documento di cui ora l'azienda faranno tesoro affinché scuola e impresa siano sempre più connessi. L'Udinese ha ufficializzato di aver ceduto al Torino, con la formula del prestito, con diritto di opzione fino al 30 giugno 2024, il laterale sinistro Adam Masina. Il difensore della nazionale marocchina, 30 anni, lascia Udine e terminerà la stagione in Granata. Nel girone d'andata, complice alcuni infortuni, aveva trovato pochissimo spazio, prima con Sottile e adesso con Cioffi. Ad Aman un grande in bocca al lupo e ringraziamento per la professionalità e l'attaccamento alla maglia sempre dimostrati, il messaggio del club friulano, nel quale il difensore era approdato dalla consorella Watford, di proprietà della famiglia Pozzo. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.